Bene, buongiorno a tutti, è arrivato il 15 settembre 2019 che per noi è la quarta XC Santa Lucia, organizzata dall'SC Barbieri, il mio grande team. Io sono il presidente Ettore Cordioli, tanti mi conoscono, insomma facciamo del nostro meglio per far divertire i biker, mountain bike per tutti oggi qui a Santa Lucia dei Monti. Siamo in collaborazione col Circolo Noi e quindi devo in primis ringraziare loro e soprattutto tutti i miei uomini che mi hanno dato una mano a preparare il percorso, ad allestire giù lo stadio che è bellissimo. Dopo avrete modo di vedere qualche immagine. Bene, dico che quest'anno è un grande successo, 425 iscritti, ma soprattutto più di 200 sono esordienti allievi. Questo veramente è un numero che parla e dice tante belle cose sulla mountain bike che sta crescendo, un movimento molto importante a livello giovanile. Noi quest'anno facciamo parte del Santa Cruz Series, che è un circuito molto importante. Questa è l'ultima delle prove, quindi importante perché darà i punteggi ultimi per la classifica, forse anche per questo che abbiamo tanti concorrenti. In più si assegnano le maglie di campione provinciale di Verona, quindi ci saranno i veronesi più accaniti, quelli più orgogliosi di vestire questa maglia di Verona. Bene, la gara si disputerà in 3 partenze, una alle 9, una alle 11 e una alle 13:30, proprio per favorire appunto la corsa per questi numeri così elevati. Insomma, sono 3 gare, una da 100, un'altra da 100 e una da 200 partenti. La partenza sarà qua giù all'Agriturismo Santa Lucia, che ringrazio anche lui per l'ospitalità. Abbiamo giù parcheggi, abbiamo giù i camper, abbiamo giù le griglie di partenza soprattutto, e tanta ospitalità anche da parte loro. Bene, mi sento di ringraziare tutti, speriamo vada tutto bene, c'è una bella giornata e alla prossima. Grazie dall'SC Barbieri, Ettore Cordioli. Ciao a tutti! Ok.
piantati. Alza Ricky! Alza Ricky, alza! Riccardo, come fai così? Alza! Dai, Bobby, fuori dai sassi, vai fuori dai sassi. Vai, decisa! Dai, vedete che qua confermi dopo, su! Vai che sono fermi lì, vai che sono fermi lì, andate, su, se mai si scende! Anche Jacopo Bravieri del Team Febbraio. 526. Le mette sul video. Ed ecco anche Vai! Niccolò Tutto bene, Sportelli, evviva compagno di Barbieri, squadra. evviva XC Santa Lucia, grande successo. Bene, sono le 3, siamo stati bravi, siamo in tempo e è andata, dai, una bella festa, anzi una bellissima festa di sport. Oggi qui a Santa Lucia dei Monti veramente è stata un'esperienza meravigliosa. Io mi sento di ringraziare veramente, oltre che Santa Cruz che ci ha dato la possibilità di inserirci in questo bellissimo circuito, tutti i ragazzi che hanno collaborato, erano tanti, oggi più di 50 persone con il team Barbieri, veramente sono veramente emozionato, non so come ringraziarli. Direi che è andato tutto abbastanza bene, qualche piccolo problema c'è sempre, però insomma è anche difficile a volte essere perfetti. Io ringrazio tutti i concorrenti, ringrazio le famiglie dei ragazzi, più di 200 ragazzi, cioè è stata veramente una festa dello sport giovanile. E quindi, che dire, alla prossima, dai, grazie a tutti, il Circolo Noi, l'XC Santa Lucia chiude questa quarta edizione, quindi mi sento di ringraziare tutti i ragazzi che hanno corso, tutti gli amatori, abbiamo avuto diversi open anche oggi, quindi grazie a tutti, ma soprattutto alle famiglie che seguono questi ragazzi, che investono tanti soldi, tanta fatica, tanto tempo per farli divertire. Noi ci abbiamo messo del nostro, spero che
siamo riusciti in questo intento. XC Santa Lucia, quarta edizione, chiude oggi con una bellissima giornata di sole, con un bellissimo paesello dietro di noi che il circolo noi rende sempre più visibile con le loro feste. La Barbieri chiude questa manifestazione, direi con grande successo. Grazie a tutti quelli che hanno collaborato, sono veramente tanti, grazie di cuore. Arrivederci.